Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, per prima cosa, che tipo di squadra ti aspetti contro la Sampdoria? Ma sicuramente una squadra che non è partita tanto bene, quindi mi aspetto una partita molto difficile perché giocano in casa e sicuramente per loro è una partita molto importante anche se è la terza. Per quanto riguarda noi dobbiamo continuare a guardare noi stessi e a crescere. Abbiamo la fortuna di confrontarci contro una grande squadra che si la Serie A in uno stadio bellissimo. Quindi chiedo solo ai miei giocatori di avere coraggio e di continuare a crescere nelle prestazioni. Poi sono convinto che i risultati sono tutti una conseguenza di come giochi, quello che è successo l'anno scorso, ma soprattutto quello che è successo in queste due partite. Ecco. Peccato per te che tu non potrai essere in panchina, dico, in uno stadio importante, bello quale il Marassi. Ma sì, l'ho detto ai tuoi colleghi prima, sono episodi che anch'io devo crescere, devo migliorare, ma sono convinto che questa squadra, soprattutto quest'anno, abbia raggiunto una maturità che penso che insieme al mio staff e ai giocatori anche che sono arrivati nuovi come i Ghichiar che hanno esperienza, sono allenatori in campo che possono aiutare gli altri ragazzi, quindi su questo devo dire che sono molto tranquillo. Ultimi giorni di calciomercato, che cosa ti aspetti e un giudizio per quanto riguarda le nuove entrate e anche le uscite? Quello che mi aspetto è che chiude il più velocemente possibile, se si poteva anticipare, così almeno Joel rimane. Questo è quello che mi aspetto. No, poi dopo quello che stiamo valutando ancora è l'innesto di un terzino, perché forse è il reparto dove abbiamo pochi cambi, quindi sicuramente però non è una grossa priorità. L'importante è che chiude e ci concentriamo veramente a tutti gli effetti sul campionato. Per quanto riguarda i convocati, quanti ne porterai più o meno? Quelli disponibili vengono via, tranne da Pozzo che era un ragazzo giovane che l'abbiamo mandato in prestito a giocare.